Le prospettive per l'anno prossimo sono legate al desiderio di rientrare in una condizione di normalità, che riguarda non soltanto l'aspetto della vita scolastica, ma un po' tutto l'aspetto generale, perché questa epidemia ha rivoluzionato un po' tutto. E quindi la speranza che, si possa ritornare a svolgere quelle attività che magari venivano sottovalutate, perché ormai erano considerate abituali, nello stesso tempo facendo anche tesoro di quelle che sono le, nuove, modalità anche didattiche, magari organizzative, che son venute fuori dalla necessità di affrontare questo momento. È indubbio che questo comporterà la necessità di rivedere alcune cose legate alle risorse assegnate alle scuole. Finalmente, probabilmente ci si è reso conto che, per anni l'istruzione è stata la Cenerentola da un punto di vista finanziario, e quindi molte risorse che sono state tagliate forse sarebbe stato meglio averle lasciate, e, magari facendo una valutazione adeguata poter restituire in termini di capitale umano, ma anche economico, finanziario e strutturale, delle cose, delle quantità di risorse che possono facilitare una migliore, integrazione dei ragazzi a scuola e un migliore svolgimento delle attività didattiche, anche per far crescere da un punto di vista non solo economico, ma soprattutto culturale il paese.